A chiunque di voi chiederà di parlare, innanzitutto raccomando come tenere il microfono che debba essere tocco non tocco con la bocca e inclinato in orizzontale. Non c'è bisogno di inclinare il corpo, ma inclinare il microfono e metterlo. Perché questo? Perché se non si ascolta bene quello che voi dite, non è la stessa cosa di ascoltarlo bene. Quindi è preferibile dare un audio migliore di quello che accadrà. La cornice di questa manifestazione è: siete tutti amici, quantomeno siete amici della poesia. Ma cosa sono gli amici? Gli amici sono come una T, ti parlano, ti chiamano, ti cercano, ti curano, ti guardano, ti ascoltano, ti consolano, ti perdonano, ti proteggono, ti salvano e soprattutto ti vogliono bene. Carmela, ha chiesto Carmela, chi si prenota dopo Francesco Setta, per saperlo. A proposito del proprio paese, della propria terra e della lontananza, e io ne so qualcosa, Ciccio lo sa. Caro paese mio, bene ti voglio, pure che su 20 anni che lontano staggio. Se parlano male di Dio, io me ne piglio, perché sempre rintra lume cori taglio. E con la mente perdi in avaglio, e lo sciauro rilazzai per ricordio. A luna rilumari io assimiglio, che vai bene sopra lo stesso scoglio. Passassero 100 anni non ti scordo, lo soli e lo domare nell'occhiaggio, e come un marinaro le riti coglio, romano, lo samei rari ti voglio. Grazie. Brava Carmela. Francesco Setta. Carmela abbiamo detto che vive ad Alessandria, originaria di Avola, e ci torna con piacere quando può. Nel frattempo vedo accanto a Carmela che è arrivata anche Maria Pina Stuni, che vediamo qui con noi, nonché Caterina e Giuliano. Piacere di avervi con noi. Ecco, a proposito, stasera mi capitava, venendo in macchina con noi, avevo dato un passaggio a una poetessa, mi diceva: sai, in spiaggia parlavamo di poesia con una signora che avevo appena conosciuta e mi ha detto che mi tradurrà in russo la mia poesia Penelope. Penelope parla della donna che va e alla sua mente torna. E mi diceva: mi tradurranno in russo la poesia Penelope. Dice: ma sai se c'è qualcuno qui che possa leggere il russo? Ecco, abbiamo la russa. E Caterina è russa. Bielorussa, no, lei è russa, sì. Notte russa. No. Diciamo di no. Diciamo di no. Allora, Francesco Saetta, il tuo spazio. Allora, Dolce Declive è un'immagine della Sicilia che tengo ancora nella mia memoria, soprattutto quando eravamo costretti ad andare al nord per motivi di studio o di lavoro, e c'è forte questa immagine di quei contadini che con il caldo si asciugavano il sudore con quei fazzoletti che erano ricavati dalle lenzuola vecchie. Allora, dolci declivi scivolano verso il mare, turbando l'ebbrezza aspra e profumata. Campi deserti, arsi, abbandonati, sognano piogge per fiorire ancora. Brucia l'aria e ti brucia il cuore a vedere sì tanto dolore. Fronti rugate si asciugano il sudore con bianche lenzuola bucate dal tempo. Grazie Francesco Setta. Nel frattempo chi è che aveva chiesto di parlare con Corrado Bono? Piacere che abbiamo con noi anche stasera Corrado Calvo di Rosolini, la figliola vedo pure, che non vedevo da tanti anni. Corrado Calvo è un amico interessato alla scrittura, è uno scrittore, non so se è anche poeta, forse. Lo fui. Lo fu, ma lo si è sempre. Corrado Bono di Avola, prego. Questa poesia la dedico sempre ad Avola in un pomeriggio, diciamo, primaverile estivo, ogni cosa.
canne sbattute dal vento, soleggiate dalla luce pomeridiana, marosi vagheggianti, si incampano nelle spiagge auree e nelle scogliere del golfo della perla ionica. Aria rarefatta dopo la tempesta, ogni cosa non muore, si trasforma e si rinnova in continuazione. Grazie. E vorrei che vedeste il poeta che scrive le poesie e il block notes, no? Moleskine, sì. Ada ha chiesto e poi Maria Pina e poi Carmelo. Ma non abbiamo finito perché continueremo con questa manifestazione che state ad ascoltare nelle altre due piazze che Noto offre. Questa è la più grande di Noto, vedete il teatro dedicato alla Tina di Lorenzo, la chiesa di San Domenico, questo è il convitto Ragusa, sede dei Gesuiti, questa è la più larga piazza, ma continueremo poi in piazza Municipio, che è la piazza più giù, e poi ancora più sotto a San Francesco all'Immacolata. Ada, lei di Avola o di Bergamo? Entrambi. Allora, visto che faccio un po' visto che hai parlato di Penelope, faccio un po' di programma, rileggo le Penelope. Stamattina mi appariva sui ricordi di Facebook. Perché Penelope? Perché la prima frase che ho scritto su Facebook è stata: i tempi sono cambiati, non è più Ulisse che va via da Itaca, ma è Penelope, e io sono Penelope. Però devo essere sincera, Avola, il paese non mi è mai mancato tranne l'estate, quelli che mi mancavano da morire erano i miei figli, e fino adesso non vivo con loro. Infatti molte poesie sono nate piangendo di notte, andando a lavorare senza dormire tutta la notte. Ce la faremo. Ti chiedo di star ferma davanti al microfono. Leggendo la questa poesia perché mi emozionavo, la non mi è mancata. Non mi manca. Non ti manca? No, tranne l'estate perché il mare, ma poi mi mancano i miei figli, mi mancano i miei figli. Partì senza rendermene conto, senza desiderare quella partenza. All'improvviso lasciai l'isola, la casa, l'amore, ed ora lavoro, disfo e aspetto il ritorno. È questa attesa che rende il viaggio sereno nel tempo che è passato. Mai vi ho lasciato, l'abbraccio lo sento ancora, il profumo dell'isola non mi abbandona. Io ancora dimoro lì ho lasciato l'anima, il cuore, che mi riprenderò quando ritornerò per sempre, come se il tempo non ci fosse appartenuto. Cioè, ora vi dico una cosa, che ho detto proprio in questi giorni ai miei figli. Cioè, io l'ho lasciato Simone che era così, adesso c'ha 18 anni, altissimo. Cioè, allora questa strana quando ci rivediamo tutti insieme, perché poi ora una vive a Milano, una ad Avola, io a Bergamo. Cioè, poi pochi giorni che stiamo insieme sembra che il tempo veramente si è fermato. Ma glielo dicevano questi giorni, cioè io dopo 9 anni mi sembra ancora che siete bambini, che litigate, che giocate, che mamma prendimi questo, mamma prendimi l'altro. Certe parole scritte 9 anni fa sono vere. Certo. Gliel'ho detto proprio questi giorni a loro, sì. Grazie. Brava. Maria Pina. Buonasera a tutti. Allora, come sapete io leggo per conto di mio marito le sue poesie. Questa poesia si intitola Occhi nella notte. Riconoscendo l'Onnipotente, testimonio il verbo della vita in questo mio nulla. L'essere vacuo vacilla tra conflitti presenti ed esistenziali. Ogni cosa è l'ombra degli occhi abbagliati nel variegare del tempo. Convitto, senza presente, è il futuro cui tante speme il miserabile pone. Mentr'io nascosto agli occhi della notte, tra corsi d'acqua e rigogliosi papiri della fonte del Ciane, merito la morte e quell'assurdo a un tempo nulla, e poi tutto, qui il pensiero si impenna. E nascosto vedo lì dove tu non vedi e io non sono.
il marito Corrado Barbè non è più tra noi dall'anno scorso e che di lui abbiamo 2 pubblicazioni, una di poesie e una di racconti. Chi viene presso? Grazie Maria Pina Stuni. C'era lui. Lei vive a Bisignano in... C'era... Allora, dopo Giuseppe Mistretta dopo e poi concludiamo la sosta in questa piazza e continueremo là sotto. No, Allora. c'è anche lui. Denaro, Con Ercole. tieni il microfono in questa forma vicino alla bocca. Va bene così. E allora, siccome questa è la mia città natia, voglio dedicare una poesia qua, non a noto ma sulla Sicilia, perché già l'ho detto sabato scorso a tavola, però mi fa piacere ripeterla qua nella mia città. Siciliano sogno, Sicilia mia, tu sei la nostra madre naturale, e tu statia non ti potevo mai scordare. Tu sei la mia terra e Dio t'ha creata e di tutti noi per sempre tu sarai amata. Non c'è un'altra terra da tutto il mondo bella come Mattia, ma qua vuoi che c'ho conto. Tu sei il cielo, il mare, tu sei la vita, per gli altri figli tuoi e tu sei la gioia infinita. Volessi campare che assai di 100 anni per dimostrarti l'amore mio quanti anni. Usaccio, sono parole che sembrano strane, non mi muove sta terra bella, anche se muori fame. E ora scrivo sto finale e non andiamo mai a scordare che mai a finire sta Sicilia bella da mare. E quando per mia è arrivata la fine di campare, lascio qualcosa scritto che non sa mai dimenticare. Però sto scritto lo scrivi in italiano che lo possono leggere anche la gente che viene di lontano. Nel vortice d'amore si sprigiona dal mio cuore una voce risonante, grida forte all'istante, innalzando in cielo un dito, in vernacolo ve lo dico, con l'indice solo aperto e la mano chiusa a pugno, per sempre io griderò Siciliano sogno! Giuseppe Mistretta Vienna, vero o sbaglio? Buonasera a tutti. Ci provo, insomma io dovrei girare anche le pagine, per cui ci proviamo. Vuoi questo? Vuoi questo? No, vabbè, così ce la facciamo. Dunque, la mia è una lirica, io di solito faccio liriche e mi accompagno con mia moglie che è una pianista, Silvana Di Dio. Questa sera facciamo a secco. Allora, la lirica si chiama Il Sole d'Oriente ed è ovviamente ambientato in questa parte barocca e meravigliosa della mia isola e della nostra isola. E tra le curve e dei diritti passi, nel sali e scendi delle coste, quel sol più barocco dell'isola d'oro appare. Le strade, come mantice, poco s'aprono e presto si restringono, imbuti si divengono tra muri a secco sterminati, a delimitar campi a foraggio e tratti ad orto, come anche frammenti seminati, pochi lembi di terra dura presa in prestito dalle bianche pietre, belle e fascinose, prima bucate e poi amabilmente usate. Nei bassi colli, come nelle loro valli, quelle abitate sempre nei lunghi tempi, miro il color nel bel pastello vario, dal panna al giallo, case mai alte una sull'altra, come a formare un prisma d'un mistico cristallo. Sotto la calcarea roccia sono tante le finestre, buchi e porte, ognuna dimora o tomba come a grotta. Sopra il Novecento, consumato, uguale, immobile nel tempo, appare spento e dimenticato a segnar decadente cambiamento. Nei centri storici dell'isola ad oriente ogni luogo è splendore grande, di monumenti e basiliche con cupole tonde, prima le attrazioni e dopo le arcaiche tombe. Ad oriente splendono i raggi del sole d'oro, di fede, possente e testimone, che uomo mai, anche il più sperduto, fu lasciato solo.
orgoglio dell'isola e l'Oriente, è un vero incanto, e pur perché si colga in pieno, tutto va gustato molto lento, come il miglior tè, si beve solo col tramonto. Poi nella calma, nella tarda ora, la vista muta ancora in sentimento, così che l'apparenza leste va scemando, l'interesse torna alla bellezza e nell'estasi diviene opportuno ogni approfondimento. Grazie. Grazie a Giuseppe Mistretta. Il poeta Sebastiano Ardale, poeta cantastorie chiamato. Prego. Buonasera, questa sera non potevo mancare una mia poesia dedicata a Ercole, nei ricordi della fontana d'Ercole. O Ercole, l'uomo della forza bruta, la forza della storia passata. Figlio di Zeus, Ercole, l'uomo delle 12 fatiche, rappresenta lo coraggio dei popoli antichi. L'uomo possente, alla vista forza imponente. Ercole è rappresentato alla fontana, intelligenza e forza sovrumana. Ammazzava leone e alla fontana posa, dopo da grande fatica Ercole si riposa. Ma quale fu la sorte che buttò Ercole alla morte? Fu Deianira, la donna d'Ercole, che per la forte gelosia avvelenò un uomo forte e potente, che ancora oggi resta a tutto nella mente. Ora facciamo la nostra camminata dicendo poesie fino all'Immacolata. Grazie. Oh, bene, bene. Eliana, hai qualcosa pronto o no? No. Sì, mentre più. Allora Carmela e poi che dite? Ah, Liliana Moreal, sì. Non dovevamo andare? Allora, Ada che vive a Bergamo, che è partita, giustamente le mancavano i suoi figli, erano piccoline. Diciamolo, non mi mancava. A me non è mai successo e sono sicuro che ad Avola tu sarai mancato un poco. Il punto di partenza. Il punto di partenza è sempre là, mentre la vita con le sue incertezze prende la rincorsa e va. Corrono gli anni e tu dietro a loro porti i tuoi passi, dove non si sa. Ti fermi, sei stanco, tanto lontano eppur così vicino a quel punto fermo là. Il tempo è irriguardoso, non si ferma, riprende la sua corsa, nemmeno ti saluta e se ne va. Mentre il punto di partenza è in silenzio e senza scarpe, felice delle sue certezze, aspetta là. Tra le sue certezze ce n'è una, sai che prima o poi, presto o tardi, tornerai e ti rivedrà.